Persone che hanno qualcosa da dire, così per un giorno nei colloqui di direzione Nord-Est, un progetto che punta a creare il dialogo tra i protagonisti di un territorio, a confronto politici, imprenditori, portatori di interessi. È un desiderio che avevamo da molto come fondazione di aprire uno spazio di dibattito aperto, plurale, non collocato, ma con delle idee dietro, in una terra che per noi è importantissima come il Triveneto, il Veneto e il Triveneto. Perché adesso? Perché ovviamente il Veneto è alla vigilia di una nuova era, perché ci sono le elezioni e quindi ovviamente ci sarà qualche cambiamento a livello politico, ma a livello imprenditoriale il cambiamento c'è già stato. Alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale del 23-24 novembre, gli industriali chiedono un intervento sulle infrastrutture. Penso sia a quelle tangibili e anche a quelle intangibili, perché spesso si tocca il tema, l'abbiamo toccato oggi, la necessità dell'alta velocità, di un sistema infrastrutturale da adeguare, penso alla 308, penso a mettere in sicurezza la 309, la Romea, penso a creare quei pettini che scendono dalla Pedemontana, penso al potenziamento della 31 in direzione nord, proprio da collegare con l'interporto di Padova e con il porto di Venezia, perché è l'intermodalità che noi dobbiamo sostenere. Penso anche a quelle infrastrutture intangibili, penso ai data center, che l'utilizzo e l'immagazzinamento di questi dati necessiteranno, soprattutto in prospettiva di quello che è la transizione tecnologica che stiamo vivendo. Sul fronte del lavoro i dati sono rassicuranti nonostante il momento di transizione. I dati occupazionali del Veneto sono dati positivi, molto positivi, siamo sopra la media nazionale e lo siamo anche dal punto di vista della percentuale di disoccupati che oggi tocca il picco minimo storico, il 3% circa.